da quel che penso io nettamente superiori rispetto agli avversari. Mi sarebbe piaciuto giocarla 8 contro 8 tutta la partita, visto che dopo 2 minuti il nostro centrale avanza è stato cacciato fuori per bestemmia. E quello che posso dire è che dal regolamento la bestemmia lo sappiamo tutti quanti che cos'è, è rosso e quindi ci sta. Noi rimproveriamo il fatto che è stato fatto dopo 2 minuti dall'avvenuto, dall'evento, ecco, da quando ha dato la bestemmia avanzo, e poco prima c'era stata una pizza in faccia al nostro giocatore e non è stata rimproverata dall'arbitro. Per il resto ho detto ai miei ragazzi, partita perfetta, tanto sacrificio, 8 contro 8, sono sicuro che avremmo fatto molto di più, un buon pareggio che ci serve, l'unica cosa che possiamo un po' recriminare ecco, è questa, aver giocato praticamente 48 minuti in 7 contro 8, quindi questo ci ha fatto un po' male da un punto di vista tattico e anche da un punto di vista tecnico. Da 4 prestazioni buone, anche quella contro lo Sugar Mix è stata una buona partita, seppur poi il risultato ci condanna pesantemente, però abbiamo fatto sicuramente ottime prestazioni, questa squadra sta trovando un'ottima identità, adesso mancano 4 partite alla fine del campionato, la prossima sarà contro l'Atletico Whisper che comunque anche non deve, è una squadra che ha 0 punti, ma dovremo affrontare la partita nel migliore dei modi per portare a casa 3 punti. Oggi è una partita fondamentale per noi, anche per continuare questo cammino di 2 vittorie consecutive. Abbiamo pareggiato, accettiamo un punto e ce lo portiamo a casa recriminando, ecco, da questo punto di vista per aver giocato 7 contro 8. E devo fare i complimenti a Peppe, ha fatto una parata strepitosa, ha salvato il risultato con 2 interventi, soprattutto il primo, veramente una parata strepitosa. Però voglio fare i complimenti davvero a tutta la squadra, a tutti quanti, dal primo all'ultimo, perché hanno dato veramente tutto in campo. Faccio un in bocca al lupo a Puglisi, sperando che non sia nulla di grave e niente, ecco, ringrazio tutti quanti i miei ragazzi, davvero, sono stati veramente belli e perfetti.